Buongiorno, oggi prepareremo un pasticcio di cavati alla siciliana. Per questo piatto abbiamo bisogno dei seguenti ingredienti. Good morning. Preparazione della pasta, Today we will prepare a pasty of cavite at Sicilian style. per il sugo abbiamo We bisogno need the di following sugo di ingredients. cipolla e cipolla, To prepare the pasta we need del semolina of pepe, durum wheat, dell'estratto di pomodoro, eggs, della polpa di melanzane and e water. del basilico. To prepare the sauce we need a raw of celery, carrot, and onion, some chopped beef meat, some salt, pepper, extract of tomato, some pulp of eggplant, and some basil. Now let's start the preparation of pasta. To prepare pasta we need a kilo of flour, Iniziamo la preparazione della 5 pasta. eggs, Abbiamo bisogno di un chilo di farina, and about a 5 pint uova of water. e circa mezzo litro d'acqua. From this mixture we will get some not curry Come potete like vedere. these ones you can Per see. quanto riguarda il sugo, About andiamo the a rosolare sauce, il sedano, let's la patate, brown la the cipolla. celery, the onion, and the garlic A cloves. questo punto At this aggiungeremo point we add the chopped beef meat che farà that we will make vanish with some red wine. aggiungiamo un pizzico Let's di add a pepe, pinch of salt and dopodiché pepper, aggiungeremo dell'estratto di after pomodoro, which we add some circa extract mezzo of litro d'acqua. tomato Lasceremo cuocere per and circa about a 40 pint minuti. of water. Dopodiché aggiungeremo Let's la cook melanzana for melanzane about an hour, after which we will add the eggplant and the basil. Now we will finish the dish. Let's boil the cavatelli in water and salt, of course. They will be mixed in a bowl with the sauce that we have prepared, and we will add some parmesan. Everything will be put in a pan, after which it will be covered by fresh ricotta loose with some milk and a dusting of parmesan. Everything must be cooked in the oven for 25 minutes. We make boil the cavatelli. Once cooked we drain them well, and we put them in the bowl. At this point we take our sauce, and we mix it with the cavatelli. A handful of Parmesan cheese. Let's mix everything. Let's add the basil and the eggplant. We will deposit everything in the pan. At this point let's take the ricotta, and we cover with it our cavatelli. Let's add more parmesan. Let's put in the oven at 180 degrees for 20 minutes. At this point the pasty of cavatelli is ready. Let's serve it. The dish is ready. Andremo a deporre il tutto in una pirofila. A questo punto prendiamo la nostra ricotta e ungiamo i nostri cavatelli. Aggiungiamo altro parmigiano, mandiamo in forno a 180 gradi per 20 minuti. A questo punto il nostro pasticcio di cavatelli è pronto. Andiamo a impiattare.
piatto è pronto.